Amici della buona cucina, benvenuti! Oggi facciamo una ricetta davvero deliziosa, una ricetta dal sapore siciliano. Bene, chi abita in Sicilia molte volte confonde la salsa bolognese con quella che viene realizzata in Sicilia, che invece è un ragù alla siciliana. Ci sono 3 ingredienti principali che vi dirò alla fine, anche tutti gli ingredienti di questo video ve li dico alla fine. Vediamo come realizzare questo ragù alla siciliana in un modo davvero semplice ma soprattutto squisito. Questo è anche il ragù che viene usato per andare a farcire gli arancini e anche in Sicilia ovviamente per fare la pasta al forno o lo sfornato di pasta. Se non l'avete fatto iscrivetevi per favore, il vostro aiuto è molto importante perché per le ricette bisogna fare tanto lavoro e io ho fatto tantissimo lavoro e sicuramente anche voi potete aiutarmi iscrivendovi. Bene, così a questo punto aggiungiamo la carne. Anche sul soffritto evitiamo di farlo proseguire molto perché altrimenti risulterà ancora più pesante. Ad esempio se facciamo addirittura diventare scura la cipolla, il sapore sicuramente è buono ma risulta più pesante anche da digerire. Così a questo punto, prima di amalgamare ancora meglio la carne, mettiamo il sale, pepe nero, non molto all'inizio, poi mettiamo la noce moscata, i semi di pinocchio e mettiamo un pizzico anche di cannella. Questa è la base delle nostre spezie che ovviamente potrà essere migliorata ancora successivamente quando cuoce insieme alla salsa di pomodoro. Possiamo vedere se dobbiamo aggiungere ancora del sale o se serve una nota ancora un po' pepata. Il pepe nero si può ancora aggiungere o se ci piace mettere ancora della noce moscata. Allora aspettiamo giusto ancora un paio di minuti e sfumiamo. Bene, così vedete a questo punto possiamo aggiungere un bicchiere di vino . E per fare sì che sia una vera sfumata mettiamo un cucchiaio di zucchero. Adesso è molto importante che il liquido che si va a formare col vino si asciughi prima di aggiungere la salsa di pomodoro. Questo passaggio è davvero importante, vedete, al momento c'è tutto questo sughetto che appunto dobbiamo fare sfumare. Ora io qui ho la piastra elettrica quindi devo aspettare, se voi lo fate con quella a gas i tempi saranno leggermente minori, ma il risultato è sempre lo stesso. Aspettiamo per aggiungere la salsa. Bene, così mettiamo la passata di pomodoro, abbassiamo un po' la fiamma, 2 litri di passata di pomodoro,
va bene così, lasciamo cuocere lentamente, aspettiamo almeno 2 ore a fiamma bassa. Vediamo dopo il risultato. Bene, così la cottura è avvenuta, stiamo attenti un attimino ancora a mescolare. Abbiamo un po' aggiustato di sale, soprattutto di pepe. L'ultimo passaggio da andare a fare è aggiungere del basilico e un filo d'olio, e adesso poi lo metteremo in un altro contenitore. In questo caso useremo noi una bacinella di vetro per evitare di lasciarlo a contatto con la pentola. Bene, così vedete abbiamo qui questa piantina di basilico, servirà giusto qualche foglia. Ovviamente, trattandosi del basilico, dovremmo andarlo a spezzettare con le mani per evitarlo di rovinare, ma in questo caso va benissimo perché va poi nella salsa insieme a tutto il ragù, e quindi possiamo stare tranquilli, no? Non succederà niente. Lo tagliamo e aggiungiamo questo basilico con un filo d'olio. L'olio lo mettiamo solo adesso che ha finito di cuocere, evitiamo di far cuocere l'olio insieme al tutto, altrimenti sarà ancora più pesante. Bene, così abbiamo anche questa luce del sole dalla finestra. Il posto in cui mi trovo adesso sono in un altro appartamento, è molto soleggiato. Mettiamo un filo d'olio, davvero un filo, servirà solo a rendere leggermente più denso il nostro ragù e a dare un po' un sapore agrodolce. Vedete, il basilico l'abbiamo lasciato all'interno, e adesso proprio così, assaggiandolo, mi è venuto anche in mente di mettere un po' di polvere di aglio, giusto un po', perché forse ci voleva una cipolla in più. Adesso anzi lo assaggio di nuovo per capire bene il sapore. Il problema più grande è la giusta acidità. È perfetto. Ricordate che quando assaggiate il cibo caldo generalmente ha un sapore leggermente meno salato. Successivamente, quando si raffredda, o se lo usiamo anche nei prossimi giorni, i sapori saranno evidenziati. Bene, così lo versiamo in questa ciotola. Proveremo a non fare disastri, ma sarà molto difficile. Così andiamo. In realtà potrei lasciarlo anche in questa pentola, ma mi serve per cucinare la pasta. Non abbiamo sporcato tantissimo, ma abbastanza. È normalissimo, in cucina si sporca. Ecco, io penso sempre al detto che chi mangia pane fa molliche. Certo, si può prevenire un po', ma generalmente se cuciniamo, poi i bravi cuochi innanzitutto devono essere delle persone molto pulite e disposte al sacrificio di pulire la cucina. Buon appetito! Bene, gli ingredienti che usiamo per fare questo ragù alla siciliana ovviamente sono la carne. Abbiamo qui 800 grammi di carne di manzo, abbiamo tagliato delle carote a cubetti, sono 4 carote, abbiamo qui 2 cipolle, abbiamo messo un po' anche della cipolla fresca o porro, ecco, non mi veniva in italiano, e abbiamo messo anche 2 spicchi di aglio tagliati finemente. Poi ovviamente abbiamo 2 litri di pomodoro, abbiamo sia la noce moscata, il pepe nero, e poi andiamo a vedere i 3 ingredienti tipici che si usano in Sicilia per fare il ragù come lo facciamo lì. Appunto sono i piselli,
i semi di finocchietto selvatico e un pizzico di cannella. Questi sono i 3 ingredienti che daranno proprio il tratto tipico di questo ragù alla siciliana. Va bene, allora questi sono gli ingredienti che vi sto spiegando alla fine di questo video, proprio per dirvi quali erano questi ingredienti particolari che danno un sapore diverso a questo ragù. Infatti il finocchietto dà un sapore un po' più dolce, i piselli ovvio anche dà un'altra consistenza e la cannella darà anche un sapore un po' più agrodolce. Adesso vediamo gli ultimi consigli. Così avete visto, i 3 ingredienti segreti di questa ricetta sono i piselli. Questo è anche un motivo sicuramente perché in Sicilia molti coltivano appunto i piselli freschi e poi successivamente si andavano a inserire nel sugo con la carne in questo ragù, proprio perché molte volte si dovevano anche consumare, ma hanno acquisito ormai un uso popolare e comune in Sicilia, proprio perché danno anche un sapore un po' più dolce, ma ovviamente diventa un pochino più pesante, quindi dovete scegliere voi la quantità ideale per quello che volete voi. Forse state attenti, se non l'avete assaggiato tante volte non ne mettete tanti piselli. Poi un altro ingrediente fondamentale è la cannella, e alla pari della noce moscata ha un sapore molto buono per questo ragù. E il terzo ingrediente sono i semi di finocchio selvatico, che li potete comprare anche in internet, se non li trovate al supermercato, ma in Italia sicuramente potete trovarli, eventualmente dovete andare alla Coop o in qualche supermercato un po' più grande e potete usarli. Ecco, i semi di finocchio sono davvero squisiti perché danno un sapore un po' più dolce, agrodolce, è davvero unico e in Sicilia viene usato dappertutto e soprattutto nei sughetti, alcune volte anche nella salsa di pomodoro. Ad esempio mi viene in mente quella che viene fatta con le sarde alla beccafico, quella salsa sempre contiene un po' di semi di finocchio. Beh, ci sarebbe anche un altro ingrediente, alcuni aggiungono anche un po' di scorzetta di arancia e sicuramente è anche un ottimo sapore, ma non dobbiamo esagerare perché lì si va su una cucina un po' troppo ricercata. Bene, grazie a tutti che avete visto questo video, ci rivediamo qui, vi raccomando guardate anche le oltre 300 ricette che ci sono su Basilico Channel e a presto con tantissimi altri video. Vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao! Bene, il contenuto speciale per questo video è la boccia del ragù siciliano che abbiamo realizzato. È stato davvero semplice farlo. Abbiamo preso semplicemente questo barattolo di vetro e l'abbiamo riempito. Adesso ancora è caldissimo, state attenti quando lo riempite. Chiudiamo il tappo e lo andiamo a capovolgere. In questo modo, grazie al caldo del sugo, si formerà un sottovuoto naturale. Assolutamente attenti a non andare a lavare la boccia con l'acqua fredda, altrimenti vi esplode. Quindi è importante che la chiudete, la capovolgete e la lasciate raffreddare un'intera notte. E dopo vedete che lo potete gustare anche a distanza di settimane. Quindi ancora grazie, iscrivetevi, aiutate Basilico Channel e alla prossima ricetta cercheremo di fare anche tanti dolci.